siamo a Olbia, questo è l'ingresso di Little Street 15B, un laboratorio artigianale dove lavorano 6 donne, ex insegnanti di artistica e un insegnante in corso di artistica, che hanno un progetto molto importante, ossia di contribuire a trasformare questa parte del centro di Olbia in una via degli artisti, e si parte proprio da qui, da Lido Street 15B. Questo è l'ingresso. E entriamo mentre stanno lavorando. Vediamo un po'. Allora, queste sono le prime creazioni di Donatella, che sta lì insieme alle altre. Questo è all'interno del laboratorio. Donatella, come si chiama la collega che ha realizzato con te questi? Si chiama Grazia Ratto. Grazia Ratto, sono dei gioielli in ceramica, giusto? Raku. In ceramica raku. Queste sono delle mele meravigliose, luccicanti, sembrano vere, le mangeresti, e sono dei bellissimi oggetti di arredamento, molto molto particolari. Sono tutte al lavoro. Qui c'è una cosa molto particolare che si chiama "mi sono rotta le scatole". Ne ho piene le scatole. Ecco, allora forse ho personalizzato "mi sono rotta le scatole". No, ne ho piene le scatole. Punto esclamativo. E allora questi sono meravigliosi, fatti con i gomitoli, le chiavette, ci sono elementi di ogni tipo, quindi un mix studiato. Eccole qui. Ma il pezzo forte assolutamente sono questi ex voto realizzati da Donatella. Questo con le ali è meraviglioso. Poi andiamo avanti nel laboratorio. Medievali, vero? Queste sono le collane realizzate dalle due Alessandre. Le ali gioielli, di qui il nome, infatti. Attualissimi, tra l'altro, stupendi da portare d'estate questi. Ognuno diverso dall'altro, ognuno unico ovviamente. Questo l'ho appena acquistato io, quindi questo non sarà più disponibile, ma ce ne sono tanti altri, veramente. È un vero laboratorio d'arte. Orecchini. E adesso passiamo a Letizia, è impegnata con le sue stoffe. Che ci racconti, Patrizia? Com'è andata questa giornata qua al laboratorio? Bene, ho finalmente terminato il mio uno dei libri, un libro tessile. Ce lo puoi mostrare? Perché io faccio anche dei libri tessili. Il libro è questo, l'ho completato. Il libro delle parole. Sì, il libro delle parole. Ho inventato un alfabeto fatto di stoffe e di punti. I punti non sono solo quelli in esclamativi, in interrogativi, ma sono anche i punti della stoffa. Dicevi che la bellezza delle stoffe sta nel retro. Spesso sta nel retro, sì. E spesso io le stoffe le uso la parte retrostante, il cosiddetto negativo, diciamo. Facciamo l'esempio del calzino di prima, che era calzante, un esempio molto calzante per rimanere in tema. Un calzino che rende l'idea. Insignificante. Un calzino Da questa parte invece col retro diventa molto interessante, perché ci sono tutti i fili e quindi c'è tutta la lavorazione dietro. Lo lavorerò in maniera che poi non si riconosca più. Infatti qui la provenienza in fondo vediamo le stoffe già lavorate, con le quali Letizia ha realizzato dei quadri che sono stati esposti nella mostra. Sì, in una mostra, Record. Sì, Record qua di Olbia. Sì, il mese di luglio.
l'abbiamo fatta. Ecco qui. Questo è una... Poi eccoci qui. Buonasera, cosa stiamo lavorando qui? Allora, Tutto bianco, bianchissimo. tutto bianco per ora, poi può essere che qualcosa si cambi, un po' di colore nel particolare. Comunque sono queste sintesi di queste figurine che Sì, in questo momento mi piacciono e vediamo cosa... ok. Io lavoro la carta che è molto bella, insomma, come materiale, anche se c'è la fatica, il tempo di asciugatura e quindi le mani incollate spesso e nere di carta. Ogni opera ha i suoi tempi comunque. Certo. E da questo cono dovrebbe uscire l'idea qual è? È una donna sarda. Una donna sarda. Particolare, cioè ognuno di loro avrà qualcosa che ricordi un po' la Sardegna in qualche modo. Perfetto. Eh, Ok. Adesso andiamo da Alessandra, da Donatella che sono impegnatissime. Aspetta, Donatella, che stai facendo? Qua sono curiosa. Allora, queste sono le casette di Natale. Ah, ok, quindi Sì. si sta avvicinando, Sì, l'estate è finita sì, e l'estate è giustamente... finita, siccome la ceramica ha dei tempi molto lunghi, bisogna Mhm. cominciare presto. Mancano 14 lunedì al Natale. 14 lunedì, quindi niente. 14 lunedì. Le abbiamo già contate. Ecco. E quindi l'idea, ma è un'idea di Little Street, quindi ho la collaborazione di Letizia in questo lavoro, Ok. a cui non piace la ceramica, ma che tutti i giorni ne fa un po'. Non lo so se la vuole Si dice che chi approfondire. disprezza compra. vedi, poi alla Ecco, fine. esatto. E quindi insieme abbiamo realizzato questa prima Oh, serie. Sono ecco qua. crude, quindi hanno questo colore grigio. Una volta cotte diventeranno color terracotta. Va E poi bene. verranno smaltate Mhm, e quindi lo smalto, che sarà bianco, entrerà in queste texture mhm. che abbiamo realizzato prima, per cui creeranno delle suggestioni, secondo noi creeranno delle suggestioni, sicuramente le creeranno. Ma per il presepe sono meravigliose. Sì, presepe. E quindi o- poi ci possiamo mettere anche vicino i personaggi del presepe, fatti di carta, no? non so perché Chi lo si sa? tratta di proporzioni, vediamo. Non fa cosa nulla la si- Sarebbe proporzione, carina paesaggio come- in lontananza. Sarebbe veramente Non carina si sa come... mai, si possono poi eventualmente. Queste invece sono proprio delle casette portalumini. Mhm. Qui ci sarà il lumino, qui ci saranno tutte le finestrine, le porticine, Perfetto. quindi la luce si vedrà. Perfetto. Alessandra, passiamo un attimino qui. Eccoci. Ci spieghi qual è il progetto di Lido Street? Qual è il sogno di queste donne che si sono unite e si sono ricavate uno spazio artistico nel centro di Olbia? Il sogno è quello di far diventare questa via la via dell'arte, di farla tornare a vivere come un po' era una volta, però di farla diventare colorata, perché adesso è un po' spenta da un po' di anni a questa parte. E poi da un certo punto in poi il corso si interrompe, Sì. c'è un punto morto. Invece ci piacerebbe che fosse tutta una passeggiata che accompagna il visitatore, Anche che non perché- necessariamente deve essere il turista, ma per noi che la Certo. viviamo la città. Certo. Cioè deve essere un piacere venire a passeggiare qua e poi frequentare la zona di una chiesa che è la chiesa più importante della città. Questa è il la patrono via che della connette il città. centro Questa è a via San Simplicio, quindi sarebbe un peccato lasciarla così com'è in Poi questo parliamo di momento. centro storico, adesso il centro storico è, cioè dappertutto stanno cercando di rivalutare il centro storico. Sì. E quindi qua è un peccato, perché questo è il nostro centro storico, quindi dobbiamo valorizzarlo più che abbandonarlo. Perfetto. Quindi noi, la nostra missione è quella, il nostro sogno è quello. Noi ci abbiamo messo un po' il nostro punto di ritrovo e quindi facciamo del nostro meglio. Speriamo Perfetto. che ci seguano. Grazie Tanti. Alessandra. Fra Grazie a poco Lido Street ospiterà all'ingresso a rotazione una gallery. Sì. Una gallery nella quale verranno esposte le opere di artisti Sì, differenti di e in artisti. inverno, come dicevi,
ci saranno dei corsi artistici per adulti e bambini, quindi basta rimanere aggiornati sulla vostra pagina Facebook, Sì. dove ci sono anche i vostri contatti. Perfetto, allora facciamo l'ultimo giro a Lido Street. Rivediamo un attimino questo laboratorio d'arte nel centro di Olbia. Alessandra, Letizia, un saluto.